Euroregione.news. La friulana Will Easy vincente a Lisbona. La startup friulana, vocazione sociale, tra i vincitori della Open Call Vox Pop, cofinanziato dalla Commissione Europea, da UIA e attivato dal Comune di Lisbona per realizzare un ecosistema di accessibilità con percorsi turistici inclusivi e raccolta dati di stazioni di metro, hotel, ristoranti e musei, come spiega il presidente William Del Negro. Da gennaio Will Easy è sbarcata a Lisbona dopo aver vinto una open call indetta dal Comune di Lisbona e finanziata con fondi europei nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Vox Pop, che ha avuto inizio 3 anni fa e si concluderà ad agosto. Nell'ambito di questo progetto il Comune di Lisbona ha stanziato 1,2 milioni di euro per start-up che provengono da tutta Europa e che hanno delle idee innovative per migliorare la vita e la fruibilità di Lisbona da parte di persone che hanno necessità legate principalmente alla disabilità o comunque alla mobilità. Will Easy è stata una delle 18 aziende a livello europeo a vincere questa open call. Cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto principalmente 2 cose: un progetto innovativo che è legato agli open data. Open data sono appunto dati liberi, disponibili a tutti quanti, che riguardano cosa? Il sistema di trasporto pubblico, in particolare le metropolitane. Dopo aver studiato molto bene l'esperienza del caso studio di Londra, che è l'unica città al mondo ad avere un sistema di open data con anche informazioni sull'accessibilità, l'abbiamo proposta a Lisbona, che sarà appunto la seconda città a livello mondiale ad avere informazioni molto precise su tutti gli ascensori, le scale mobili, i montascale, i treni delle varie stazioni delle metropolitane, gli accessi, gli atri. Quindi siamo andati a mappare l'accessibilità di tutti questi luoghi, di tutte le linee della metro, di tutte le stazioni. Questi dati saranno liberamente accessibili a chiunque sul sito open.willeasy.app, potranno essere utilizzate da sviluppatori indipendenti che vogliono fare delle app per facilitare il movimento, i viaggi a Lisbona, potranno essere usate dall'amministrazione comunale, da chiunque, è tutto completamente gratuito. Un'altra cosa che abbiamo proposto è quello che è il nostro core business, quindi la mappatura di ristoranti, strutture ricettive, punti di interesse turistico, sempre per quanto riguarda l'accessibilità. Inoltre stiamo creando degli accordi con agenzie di viaggi sia italiane sia portoghesi per far sì che i viaggi che vengono organizzati siano per tutti, quindi la possibilità di far sì che una persona che ha anche esigenze legate all'accessibilità, in primis disabilità, ma anche le famiglie o chi ha altre esigenze, gli anziani, possano andare in una di queste agenzie e dire: io voglio andare a Lisbona, e questa agenzia deve saper rispondere: questi sono i posti adatti a te, questi sono i percorsi, questi sono i musei che puoi visitare facendo questa proposta di viaggio. In questo modo appunto si rende più inclusivo il turismo, e si dà a tutti la possibilità di viaggiare senza problemi, anche in una città piuttosto problematica dal punto di vista dell'accessibilità come Lisbona, perché è tutto un saliscendi con pavimentazioni con sanpietrini diverse. È stata costruita appunto molti anni fa, e un piano di abbattimento delle barriere architettoniche da pochi anni che esiste, quindi c'è ancora molto da fare. Quindi il fatto di avere informazioni permette di poter fruire anche di questa città, magari non completamente, però almeno sapere dove andare. Da Martignacco per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.